Ha aspettato lo scoccare della fine dell'anno per lanciare la sua proposta per il prossimo Parlamento. Siamo ormai in presentazione delle liste elettorali, io ho chiesto e ho lanciato Paolo Gobbo come parlamentare. Giampaolo Gobbo, che in più occasioni, anche negli studi di X News, aveva annunciato di voler lasciare la politica, potrebbe tornare invece in campo. In questo momento di marasma, dice Da Re, potrebbe essere l'uomo giusto per il partito. La Lega è riconoscente per quello che lui ha fatto in questi suoi 14 anni di segretario nazionale e credo che mandare a Roma uno come Giampaolo Gobbo sia importante. Ma questo è stato anche il giorno dei bilanci finali. Due le notizie che riguardano l'intero territorio. La prima negativa, il primo FOD, Comando Forze di Difesa, a Vittorio Veneto da circa 60 anni, presto lascerà la città. Nessuna speranza, lo ha annunciato con una lettera lo stesso capo dello Stato. Ha confermato che il primo FOD per esigenze di impegni militari all'estero, per esigenze di spesa anche interna, il primo FOD non sarà più a Vittorio Veneto. Un problema anche sociale, i militari a Vittorio si sono sposati, si sono inseriti, per noi, dice il sindaco, sarà una grossa mancanza. Poi invece l'annuncio positivo, l'ufficio delle entrate che aveva deciso di lasciare la città perché l'affitto dello stabile comunale era troppo oneroso, invece rimarrà dov'è. L'amministrazione comunale ha accettato di abbassare i costi. Il sindaco ha spiegato infine che nonostante le difficoltà di quest'anno, il 2012 corona il termine di una delle opere più attese, la Bretella. Ora per il 2013 si guarda ad altri interventi come la caserma della Guardia di Finanza e quella dei Vigili del Fuoco, non ultimo l'ormai infinita opera del traforo di Sant'Augusta.